Ok, controlliamo se siamo in diretta, forse siamo in diretta, non lo so. Non è ancora uscita la diretta, Sì, sai che arriva un po' dopo. non è ancora uscita, siamo ancora neri. Aspetto l'ok, poi Ok, partiamo. ok, 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 ok. Ci siamo? Ci siamo in diretta. Ok, salutiamo tutti quelli che anche stasera sono qua a seguirci. L'argomento scelto è quello dello zio più famoso del caso Resinovic, che sarebbe Fulvio, perché Fulvio è uno di quelli che diffuse la notizia che io ero nipote di Silvia. Allora, da nipote di Silvia diventai preferibilmente anche nipote di Fulvio, e Fulvio diventò zio. Quindi stasera Katia, che l'ha conosciuto personalmente, ma adesso anche io l'ho conosciuto personalmente, mi ha suggerito di parlare un po' di Fulvio, che in questa storia è entrato dal primo minuto. Qualcuno diceva che era alla ricerca di visibilità, io invece ho sempre sostenuto che lui conosceva delle cose e si era messo in mezzo per dei motivi probabilmente più specifici di quanto altri pensino. Tanto che un giorno Sebastiano, quando eravamo da lui, mi disse che forse Covalero effettivamente aveva trovato Liliana e aveva contribuito all'occultamento, secondo Sebastiano. Non all'omicidio naturalmente, ma lui, che è un tipo molto preciso, aveva contribuito all'occultamento. E poi Fulvio è anche famoso perché un giorno di sua iniziativa decise di smontare il set cinematografico, cioè tolse le corde che proteggevano la scena del crimine. Allora, do adesso la parola a Katia che può cominciare il suo lungo elenco di stranezze che ascrive a Fulvio. Non ha tolto solo. Buonasera a tutti, innanzitutto, scusate, buonasera a chi si è già collegato. Non dico tutti i nomi perché siete già in tanti. Non solo ha tolto il nastro dei Vigili del Fuoco, ma anche la metallina, se ti ricordi. Butto via la metallina dei Vigili del Fuoco. Sempre i Vigili del Fuoco ci sono. Ma io direi di iniziare leggendo la sua SIT, se sei d'accordo. Così almeno rinfreschiamo un po' la Certo, memoria certo, di certo, certo. Ricordiamo che a Trieste spesso le sit non corrispondono completamente con le dichiarazioni susseguenti fatte in TV dagli stessi protagonisti. Bravo, bravo. Allora, viene convocato il 28 dicembre alle 10. Mm, prima c'è tutto quello che gli si dice per le varie. Mi sto propinando, aiutami Eder, mi sto propinando, sto stanca, fa caldo. Tutta la formula per Sì, sì, spiegargli sì. cosa Prima pensi. ovviamente gli si fa capire dove si trova, si fa capire che non si dovrebbe scherzare in quei contesti, che preferibilmente conviene dire ciò che si sa senza nascondere nulla, perché poi alla lunga, se no, certe cose si possono rigirare, possono essere girate contro lo stesso soggetto che rilascia una SIT. Esatto. Ma vabbè, penso che ormai tutti sappiano cos'è una SIT, sommario Oggi, sì, informazioni secondo me un paio d'anni fa testimoniali. ancora no, ma oggi, oggi credo proprio di Oggi sì. dovrebbero saperlo. Comunque sono le sommarie informazioni testimoniali e attenzione, a SIT non si può mentire. Sia questa formula, bisogna dire la verità. Allora, iniziamo. Domanda. Lei conosce Liliana Resinovic? Risposta. Sì, fin dagli anni 70 frequentavamo assieme l'oratorio La Casa del Giovane di via San Pantaleone. Domanda. Nel tempo avete mantenuto una frequentazione? Risposta. Nel 1975 avevo conosciuto quella che sarebbe diventata la mia convivente e da quel momento avevo lasciato la compagnia. Liliana l'avevo persa di vista per tantissimo tempo, poi l'ho rivista e ci siamo frequentati in modo saltuario dal momento che entrambi abitavamo nello stesso quartiere di San Giovanni. Liliana sapeva che ero solito frequentare il bar Sanzio e talvolta passava di là e condividevamo assieme un caffè. Domanda. Tra voi c'era solo questo tipo di frequentazione? Risposta. Sì, non ci siamo mai sfiorati. Pensi che quando ci incontravamo non ci davamo nemmeno il classico bacino sulla guancia per salutarci. Tuttavia, per entrambi rappresentava un piacere rivederci e scambiare due chiacchiere. Domanda. Quando l'ha vista per l'ultima volta? Risposta. Dallo scorso metà ottobre ho smesso di frequentare il bar Sanzio, ora frequento con più assiduità il bar Lussino, che si trova in Viale Sanzio, sempre nel quartiere San Giovanni. Credo di averla vista passare dall'altra parte della strada ove è posizionato questo esercizio.
verso la metà del novembre scorso. Ho parlato con lei l'ultima volta lo scorso ottobre, non ricordo la data esatta. L'ho incontrata in strada di Guardiella, io ero seduto sul muretto e l'ho vista spuntare proveniente da via Damiano Chiesa. Ci siamo salutati e l'ho accompagnata a piedi fino al centro commerciale Il Giulia. Nel tragitto abbiamo chiacchierato senza toccare i temi di natura personale. Domanda: lei ha il numero telefonico di Liliana? Risposta: sì, ce l'ho da tanto tempo, ma non ricordo l'occasione in cui ce lo siamo scambiati. Il numero che trovo nella rubrica riferito è puntini, puntini, puntini. Domanda: l'ha chiamata qualche volta al telefono? Risposta: mai. Tuttavia, dopo aver appreso della sua scomparsa tramite un post apparso su Facebook il giorno 18 dicembre, ho composto il suo numero di cellulare. Mi ha risposto il marito, Sebastiano Visintin. Con lui ho parlato per oltre mezz'ora della scomparsa di Liliana, cercando di capire il perché si fosse allontanata. Lui non si capacitava della cosa e ad un certo punto si è messo a piangere. Ricordo di avergli chiesto se aveva verificato se c'erano stati dei prelievi sul conto corrente di Liliana o se la stessa potesse aver saputo di eventuali malattie fino a quel punto e a lei non note, mettendola in stato di agitazione. Lui, rispetto alla domanda su eventuali prelievi, non mi ha risposto. Tenga presente che quella era comunque la prima volta che parlavo con quell'uomo al telefono. Non ci conoscevamo, ma sono sicuro che Liliana possa avergli parlato di me, dal momento che ci conoscevamo da decenni. Nel corso di quella telefonata Sebastiano Visentin ha formulato delle ipotesi sulla scomparsa della moglie. Continuava a ripetere: non me lo spiego, non me lo spiego. Domanda: lei ha contattato dei giornalisti? Risposta: sì, ho scritto un messaggio privato alla redazione di TS Prima, nel quale esponevo la mia impressione rispetto alla vicenda. Ricordo di aver fatto riferimento alla solidità del rapporto coniugale che traspariva dalle innumerevoli foto che la coppia postava sui social in giro per varie località. I due sembravano molto affiatati e non sembrava che potessero avere problemi economici. Non mi capacitavo di quella scomparsa. Domanda: ha mantenuto rapporti con i giornalisti di Trieste prima? Risposta: sì, con Stefano Pribetti. Mi ha contattato via chat su Messenger e su WhatsApp e poi ci siamo sentiti in privato. Io ricordo di averlo già conosciuto negli anni '80, quando lui era un bambino e abitavamo entrambi nello stabile di via della zona. A quel giornalista gli avevo preannunciato l'intenzione di percorrere la strada che porta da Monte Spaccato fino ad arrivare in via di Basovizza e quindi stazione di Guardiella, con l'intenzione di cercare il corpo di Liliana, dal momento che ero e sono convinto che Liliana non sia più in vita e che non si sia suicidata. Domanda: perché pensa questo? Risposta: per le immagini che avevo di lei persona vitale. Domanda: perché ha percorso proprio quella strada? Perché dal momento che non sembrava certo che potessero aver percorso via Damiano Chiesa in discesa, che non sembrava certo che potesse aver percorso via Damiano Chiesa in discesa, ho presunto che avrebbe potuto salire dal lato opposto. Gli unici posti in cui avrei potuto guardare alla ricerca del corpo di Liliana erano la stazione di Guardiella o, se avesse continuato a salire, la strada romana conseguente alla salita della stessa via Damiano Chiesa. Sì. C'è anche una ferrovia che passa, salendo in Esatto, quella strada stretta passa anche la ferrovia. ma fino a qua tu non noti nulla di strano? Beh, sappiamo lo stile di Fulvio. Sì, ma come faceva lui a sapere che non era stato inquadrato dalle telecamere? Sì, esatto, questo è un passaggio che non si spiega. E non glielo chiedono. E non glielo chiedono. Potresti saperlo solo se tu in realtà sai che lei ha fatto un altro percorso e allora sai che non è stata inquadrata perché sai benissimo che da lì non è passata. Difficilmente dovresti avere un'informazione interna che già ti fa sapere, insomma, quella cosa non poteva sapere nessuno. Già si è discusso molto su Gabriella da quel punto di vista, figuriamoci se lo poteva sapere Fulvio, perché Gabriella almeno aveva un trascorso lavorativo, mentre Fulvio non ha nessun legame, per cui Sì, teoricamente questa è una delle tante informazioni che ha da visionario, no? Da uomo che è capace di leggere il futuro, il e mago, no? fino Come lo chiamavo io nei video. fino a un certo punto, perché comunque nella telefonata del 23 col signor Sterpin, lui lo dà per certo. Perché attenzione, qua dice, ma nella telefonata lo dà per certo, nell'intercettazione lo dà per Sì. certo. E ribadisco. E come lo sapesse?
Ora, se vuoi, ti racconto l'aneddoto che c'è stato tra me e lui la seconda Sì, volta che l'ho incontrato, perché sì. io l'ho Qualcosa mi incontrato. sembra avevamo accennato l'altra volta, no? Esatto, io l'ho incontrato 2 volte. Sì, Una volta e sempre in compagnia di qualcuno, sì, perché sinceramente di questo personaggio non mi sono mai fidata ciecamente. Mia impressione personale avuta dalla televisione, confermata vedendolo di persona, a me crea disagio interno, ma è una mia percezione. È la persona più brava di questa terra, però per come l'ho percepita io questa persona non mi fido. Eravamo al bar delle Fragole, seduti tranquillamente, al che io gli pongo questa domanda, come avesse saputo lui il 23 che la signora Liliana non era stata inquadrata dalle telecamere. Ora lui mi rispose, lo disse la signora Gabriella in un'intervista. E no, io gli riposi la domanda dicendogli no, perché la signora Gabriella, la prima intervista rilasciata a Chi l'ha visto, è del febbraio 2022. sì, sì, molto susseguente. Allora, mi rispose per la seconda volta incolpando la signora Gabriella dicendo aveva fatto un post. No, no, perché comunque tutti avevano scandagliato l'account della signora Gabriella nel momento in cui si è scoperto che era la vicina e non esiste questo post, perché nessuno ha trovato questo post. Quindi, gli pongo la domanda per la terza volta, aggiungendogli ovviamente il pezzettino che gli ho detto, anche perché le telecamere vengono requisite e visionate il 29, il 23. E qua il signor Covalero mi ha detto, perché non ci alziamo e non andiamo a vedere il boschetto? Voleva fare due passi. Sì, però rispondimi, non mi ha più risposto. Io sto ancora aspettando la risposta. Io sto ancora aspettando la risposta. Questo è abbastanza normale per lui. Quando tu gli fai una domanda, riesce sempre a non risponderti. Sì, ma perché? Cioè, se non hai nulla da nascondere, cioè, inventati qualsiasi scusa. Erano voci che giravano per Trieste. Inventati qualsiasi cosa. No, omette. E Sì, questo è sì. strano. Certo, è strano perché la logica ti porta a pensare che naturalmente lei a piedi non possa che scendere da lì. Altri giri sarebbero possibili, ma sarebbero stati fatti solo se c'erano delle cause ben precise, cioè una persona si vuole nascondere, perché il giretto da dietro lì nello sterrato è scomodissimo, salire per sopra a piedi è un massacro perché c'è una salitona, come abbiamo detto, e poi si sbuca nel nulla perché si sbuca nelle strade che poi vanno via da Trieste, dalla parte di sopra. Per cui tutto lasciava pensare in realtà che lei fosse passata davanti alle telecamere. Per cui una persona che dice una cosa del genere dovrebbe, che poi in realtà tutto lascia dire che lei è passata davanti alle telecamere. Quindi il problema è perché lo pensava più che perché lo sapeva, perché poi in realtà non sarebbe accaduto. Ma soprattutto qua si introduce un podcast della dottoressa Bruzzone con ospite la signora Micheli, dove disse che lei aveva visionato dei frame. Sì. A questo punto la domanda sorge spontanea. Ma non è che il signor Covalero l'ha saputo dalla signora Micheli? No, perché loro dichiarano di non conoscersi. E allora, Sì, ma non erano in buoni rapporti, questo lo sappiamo benissimo. Quindi è sì, improbabile. sì. Sì, Ricordiamoci la storia del famoso video vegetava, eccetera, che si arrabbiò vegetava moltissimo da buon Fulvio. Novax. Sì. Ancora lui tuttora fa video in cui rinfaccia quel video in cui si dicevano che determinate cose, per cui escluderei totalmente rapporti fra di loro. Ma anch'io li escluderei totalmente, perché per l'amor del cielo, però ti sorgono dei dubbi. Sì. Cioè, io non sto accusando nessuno, e lungi da me accusare qualcuno, però i dubbi sorgono. No, no, può È essere che come quando lui dice, ebbe una delle sue intuizioni o uno dei suoi pensieri che lo portò a fare questo tipo di ipotesi e naturalmente la spacciò come se fosse una cosa certa perché ce l'ha un po', no, questo fatto di dare per certezze cose che in realtà pensa solo lui. Quindi, e anche io la perché penso comunque la così. realtà, a meno che non è vero il discorso della sosia, è che Liliana passò davanti alla telecamera di via Damiano Chiesa, per cui è una delle sue visioni diciamo, del futuro completamente sbagliato. Sì, però un'altra cosa, Eder, che è abbastanza interessante, e anche questa non puoi sempre dire le sue intuizioni di qua di là, perché qui, ribadisco, mi spiace mettere di mezzo una persona deceduta, ma devo,
Però sia il signor Covalero che il signor Sterpin non hanno mai parlato della telefonata del 23. Loro parlano solo della telefonata del 25. La telefonata del 23 la si scopre qua. Sì, sì. Eh, che dopo, con le intercettazioni, si viene a sapere che lui dice questa cosa, che lui era sicurissimo che non fosse scesa da via Damiano Chiesa. E anche qui, perché non dirlo? Vi siete sentiti il 23, che problema c'è? E il 25 vi siete sentiti per mettervi d'accordo. Il A volte problema, ci certe sono due cose non cose. si dicono perché si teme poi di attirare troppo l'attenzione degli No, inquirenti su se stessi. ho capito, però se poi io leggo due telefonate, due, non una, due, abbastanza lunghe, perché non sono brevi, perché anche quella che si devono mettere d'accordo il 25 non è breve. E allora, di cosa avete parlato? Perché io lo so, ho sentito le intercettazioni, lo so, ma non posso dirlo io pubblicamente. Certo. Cioè, sono domande che avrebbe dovuto fare, visto e considerato che il signor Sterpin era già intercettato, quindi anche quella del 23 c'era, sono domande che avrebbe dovuto fare l'inquirente che lo sta interrogando, perché come Certo. vedremo tra poco, non gli pone una domanda. No, no, Ma no, 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 infatti, infatti. anche adesso lui dice, ho avuto l'impressione che non fosse, oggi si parlerà, ma sì, ma perché non sarebbe dovuta passare davanti alle No, ma a telecamere? lui non è stato chiesto quasi nulla perché lui non rientrava, diciamo, tra i sospettati in nessun modo. Ti ricordi anche il discorso dell'alibi? Mm. No, Quando no, Eder, no, non è vero. non gli hanno chiesto nemmeno dell'alibi, se ti ricordi. No, non mi hanno chiesto niente. Però Quindi se ne evidentemente rientra... se non chiedi nemmeno quello, vuol dire che tu sotto sotto non hai dubbi su... Perché Ok, loro già andavano, diciamo, su un'altra ipotesi. E quello sì, ha non hanno sempre fatto la sospetti, differenza. ok, non hanno sospetti il 28, mi pare che... Sì, il 28. Non hanno sospetti il 28, ma poi, come vedremo dopo, i sospetti li hanno. E come se Sì, li hanno. Però non lo sì, richiamano. abbiamo parlato di alcuni passaggi che sembravano propedeutici ovviamente al chiamarlo, non dico a indagarlo, ma a un certo punto ci è mancato poco, però sicuramente c'era un momento in cui doveva essere chiamato per verificare determinati punti, soprattutto quando c'è l'avvistamento, il secondo avvistamento, e questa cosa non è mai avvenuta. Poi c'è il discorso del telefono, ci sono molte stranezze su Fulvio, anzi magari lui fosse disponibile a collegarsi e a spiegarla. Me le ha spiegate in presenza, sicuramente non ne vuole più parlare dal vivo, anche sul suo telefono ci sono dei misteri. Tu ne sai pure Proseguiamo. ne sai qualcosa. Lo so pure io. Proseguiamo. Allora, domanda. Lei conosce Claudio Sterpin? Risposta. Certo, lo conosco dagli anni 70. Lui è stato un noto sportivo legato alla corsa e io avevo la stessa passione. Ci si trovava nelle varie maratonine o corse sportive che si tenevano in zona. Domanda. L'ha sentito di recente? Risposta. Sì, guardando il cellulare posso dire con certezza che mi ha chiamato in varie occasioni. Alle 9:46 del 23 dicembre, conversando con me per oltre 40 minuti. Ci siamo risentiti il 25 dicembre alle 10:04 e abbiamo parlato per oltre 39 minuti. E ne avevano di cose da dirsi, eh. Di cosa avete parlato domanda, di cosa avete parlato nel contesto? Risposta, della sparizione di Liliana in prevalenza. Lui mi ha anche confessato che aveva avuto una relazione con lei che riguardava i primi anni '80. Sono rimasto stupito di questa confessione e le dico di esserci rimasto anche male perché ritenevo Liliana lontana da queste tipo di dinamiche. Nella telefonata del 25 dicembre gli ho esposto il progetto che avevo in mente riferibile alla perlustrazione del tragitto Monte Spaccato, strada di Basovizza, via Damiano Chiesa, stazione di Guardiella, e lui nell'occasione si è offerto di accompagnarmi. Non è vero, non è vero, perché questa situazione gliela espone il 23 e è nell'intercettazione. Infatti loro il 25 si risentono per mettersi d'accordo e lo dicono nell'intercettazione. Sì. Però, ribadisco, il poliziotto qui aveva l'intercettazione, perché non gli ha detto no, un momento, non è il 25 ma il 23? Dobbiamo sempre far passare tutto in sordina che, ma l'anziano si è confuso. No, no, questo è stato un errore Sì, di sì, chi l'ha non saranno stati interrogato. attenti al passaggio specifico. Sì, ma è arrivato, sì, però tu non puoi arrivare a interrogare una persona che potrebbe essere informata sui fatti, non avendo la cronologia di quello che è successo, che comunque voi avete le intercettazioni.
Cioè, loro lo interrogano il 28, le intercettazioni sono avvenute giorni prima. Cioè, 2 domande io pretendevo e ho Certo, capito partire con una certa idea e va benissimo, però cioè, dai, la differenza tra la SIT di questa persona e la SIT, faccio un nome a caso, del signor Loris Bianchi, completamente diverse e sono comunque 2 persone informate sui fatti. Andiamo avanti. Siamo rimasti d'accordo di trovarci al bar Birra Boa di Rotonda del Boschetto previa telefonata. Il 26 dicembre Claudio mi chiama alle 8:47 e ci accordiamo sui dettagli. Quindi sono stati 3 volte in sì. 4 giorni. Ricordo che avevo fatto riferimento al fatto di aver parlato con Liliana e che la stessa le aveva parlato in modo generico di aver pensato alla possibilità di suicidarsi. Se ricordo i dettagli, sì, Claudio mi aveva detto che Liliana aveva preso in considerazione di suicidarsi con i farmaci che suo marito teneva in casa dal momento che lui ne aveva a disposizione molti. Non ha detto a quali farmaci faceva riferimento. E anche qui va bene, ma la signora Liliana non è una persona stupida o incompetente. In casa avevano solo la cardioaspirina. Ora, Sì. o prendi 300 pastiglie di cardioaspirina, perché la prendo tuttora anch'io, la prendo anch'io per l'infarto, quindi so Troveresti benissimo. traccia nei tossicologici? Esatto. O è impossibile che la signora Liliana possa aver detto una cosa del genere. Cioè, usiamo la logica, non avevano altri farmaci, non avevano psicofarmaci che uno dice, vabbè, prendo una boccettina, faccio anche qui un esempio, una boccettina di Sanex e lì forse, ma forse Sì, sì. potrei anche decidere di togliermi la vita. Ma no, no, dettagli. E ribadisco, vabbè, non so io non so se riesco, dalla SIT, da quello che poi si è saputo dopo, io non riesco a credere a questa persona, cioè non mi convince. Che farmaci faceva riferimento? Domanda, lei rispetto a questa evidenza cosa ha pensato? Risposta, che poteva trattarsi di una chiacchiera, di un pourparlers. Non credo che Liliana pensasse seriamente a quell'ipotesi. Domanda, Claudio Sterpin le ha detto che aveva ancora in corso una relazione con Liliana? Risposta, mi ha detto che quando il marito usciva di casa, lei era solito chiamarlo e o gli mandava un messaggio. Ha detto anche che il martedì in cui Liliana è scomparsa, le doveva andare in via Battisti al negozio della Wind e poi doveva sentirlo e probabilmente vederlo. Dal momento che Liliana non l'aveva contattato al telefono come stabilito Claudio, mi ha detto che ha provato tante volte a chiamarlo senza ricevere risposta. Ha smesso di chiamarla solo quando alla telefonata ha risposto il marito, al quale, per la sorpresa di sentirlo, non ha proferito parola. Ok, ma la domanda chiede altro. Sì. La domanda chiede, domanda, Claudio Sterpilli ha detto che aveva ancora in corso una relazione con Liliana e non ce l'abbiamo la risposta. No, no, infatti non c'è. E E nessuno lo riporta sulla strada corretta per pretendere una risposta precisa. no, perché poi, domanda, Claudio ha formulato delle ipotesi rispetto alla scomparsa di Liliana? Risposta, no, nessuna. Domanda, ritieni di dover aggiungere qualcosa? No, risposta, no, ritengo di aver detto tutto. Si dato che il presente verbale è stato Sì. redatto in forma riassuntiva e viene riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo in cui sopra alle 11:36. Quindi lui si presenta alle 10 e alle 11:30 è finito il verbale. Sì, sì, compresa la rilettura che sappiamo benissimo essere molto lenta, la fase identificativa a sua volta è lenta, quindi proprio una cosa molto superficiale, proprio una pratica sbrigata lì, in modo che qualcuno espletasse il suo compito e l'hanno mandato via. Sì, e Questo è quello io che è lo vedo successo. giusto, anche perché col senno di poi, e poi lo vedremo, comunque il signor Covalero ritorna in questa storia di prepotenza, di Più molta volte. Sì, prepotenza, sì, che lì lo zero assoluto, perché anche lì sì. lo zero assoluto, perché io vi leggerò tra poco ciò che scrive la questura, non me lo sono inventato io. No, no, Quindi, infatti quelle sono cose che lasciano senza parole. ma tanto senza parole, tanto, Tra ma l'altro Fulvio nella sua soprattutto, prima versione pensò che Liliana era stata uccisa la sera del 13.
perché quando chiama per la prima volta Sebastiano è convinto che ci sia stato un incidente o qualcosa che sia accaduto dopo la cena a casa degli amici dei Zoicas. Poi invece da quella telefonata sembra prendere determinati elementi e cambia idea. E mi ricordo che di quella conversazione con Sebastiano narra il fatto che Sebastiano parlava di Liliana, come ti ho già detto, penso l'altra volta, al passato. Tanto che lui disse a Sebastiano: ma perché ne parli al passato? Non è che tua moglie è morta. E poi dovremmo introdurre un altro aspetto che magari approfondiamo dopo, riguardo cosa pensava effettivamente Covalero sulla fine di Liliana nei primissimi giorni. In A me certi, lo in dice. certi passaggi la dà per già morta da subito, in altri pensa che sia andata così, e poi invece vedremo che in altri momenti susseguenti dirà che non aveva mai pensato che fosse morta. Quindi anche qui è il non avere mai pensato che fosse morta, poi fa pugni con il sospetto che getta addosso a Sì, ma Sterpin quando viene visto in sacco nero. oltre quello fa pugni con quello che comunque raccontava, perché l'ha raccontato anche a me in prima persona. Sì, sì, ma perché cambiava più volte versione. Quando io Fa gli pugni con se chiesi, stesso, in poche parole. quando io gli chiesi, ma da che mondo è che mondo? E c'è gente in chat che mi può benissimo contraddire o confermare, ma tutte le volte che noi vediamo a conoscenza di una scomparsa, i familiari non credono mai che sia morta. Cioè, per Mai, loro mai, infatti. è viva fino a Sono prova contraria. rarissimi, sono rari i casi, certo, esatto. Quando io gli chiesi, ma scusi, signor Covalero, lei che si ritiene così tanto amico della signora Resinovic, come ha potuto pensare che fosse già deceduta? Perché non è logico, a livello psicologico non è logico. Quando mi ha risposto, è perché conoscevo il rapporto tra i coniugi, quindi tra il signor Visentini e la signora Resinovic, e se lei se ne fosse andata in un modo o nell'altro si sarebbe messa in contatto con il signor Visentini. A che io gli chiedo, ma scusi, lei è a conoscenza del loro rapporto? Li ha frequentati ultimamente? No, io l'ultima volta che l'ho vista era ottobre, ma li ha frequentati, sa del loro rapporto? Ma so che le cose andavano bene, lo vedevo in Facebook. E io ho detto, ma che cavolo sta dicendo? Magari il problema è realmente il signor Visentin, lei scappava dal signor Visentin, come le viene in mente che fosse stata in Certo, in protezione questo caso non l'avrebbe mai chiamato. Cioè, voglio dire, non è che io non ho mai avuto sospetti sul signor Visentini, sfatiamo anche questo mito, perché io li ho avuti i sospetti, e fortemente anche, perché poi l'ho chiesto a lui, insomma, che cavolo sta dicendo? Sì. Scusa, una donna che scappa normalmente, che si nasconde, scappa, perché il Certo, non va a 99 chiamare su certo il 100 carnefice per dare la propria marito, posizione. compagno, fidanzato, perché il 99 su 100 è così. Poi ci sono anche le eccezioni per ogni giorno, perché può esserci un padre violento, uno zio violento, ok, però il 90% è così. Allora, mi puoi vedere una cosa del genere se non sei al corrente di come fosse la relazione tra loro? Sì. È una supposizione che non sta né in cielo né in terra. Quindi, prima non mi rispondi dalle telecamere, poi mi dici una cavolata del genere, e poi ci sono altre cose, perché poi ci sono altre cose che racconteremo più avanti, ma di cosa stiamo parlando? Poi mi arrivano gli atti e leggo una sitta del genere, Certo. ma io mi cavolo. Scusate, perché arriviamo al momento clou, la famosa testimonianza del 4 febbraio, dove la testimone descrive questo uomo dettagliatamente con un sacco nero sulla spalla. E anche qui sfatiamo un mito. Lei non dice mai che il sacco nero fosse pesante, lei diceva che lo portava a mo' di zainetto e che quindi gli copriva la schiena, ma non che fosse pesante. Sì. Il problema è questo. Il problema è questo. Allora, sulla scorta della segnalazione effettuata da escluse quali persone informate sui fatti, oggetto di indagine di cui si rimanda alla lettura dei relativi verbali di SIT, è stato verificato se tra la cerchia di amici conoscenti della signora Liliana Revizinovic vi fosse qualcuno con le caratteristiche fisico-somatiche indicate dalle predette. All'esito del accertamento è emerso che le caratteristiche fisiche potrebbero richiamare la persona di Covalero Fulvio. Esatto. Sì. Attenzione, come si evince, loro mettono la foto della carta di identità e poi dicono l'immagine successiva, fotogramma numero 2, che ora io vi mostrerò,
reperita su fonti libere e di recente pubblicazione, lo mostra di corporatura robusta, capelli corti di colore bianco, con barba bianca, più scura in prossimità dei baffi e del mento. Caso strano, come è stata descritta da testimone. Questa è la foto. Questa è la foto del signor Covalero. Spero si veda. Spero Sì, in si questa veda. foto manca solo il sacco sulle spalle, praticamente. Esatto, perché la descrizione anche del giubbotto e tutto. Sì, è Questa è proprio la preciso. descrizione. Cioè, la descrizione è questa. Lì infatti bisogna anche riflettere, magari qualcuno voleva inguaiarlo e quindi sono due, o era veramente lui o qualcuno ha descritto in modo così accurato una persona per far ricadere i sospetti su di lui. Sì, ho capito, ma perché questa signora che stava andando a lavorare per i cavoli suoi avrebbe dovuto descrivere il No, signor siccome Covalero così come il caso era molto, era seguitissimo dalle TV, a volte si potrebbe anche trovare la persona che lo fa. Naturalmente non sto dicendo che sia quello, sto ti dicendo che prego. sono solo due le ipotesi, una è quella e una è il contrario. Sfatiamo anche questo mito. Quando si viene a sapere sulle TV nazionali il 22 dicembre da chi l'ha visto, poi se ne è occupato per 2 o 3 giorni, mattino 5. Sì. Lì i programmi, tutti gli altri programmi, sono in vacanza. Sono in vacanza Sì, mi sembra fino a... Storie Italiane fece delle puntate. No, Storia Italiana era in vacanza, non c'era la... Sono andata a riguardarla, non c'era, erano tutti in vacanza. Prima del ritrovamento fecero delle puntate in cui c'era Perché Sebastiano sul divanetto. riprendono il 3 gennaio. Riprendono il 3 gennaio e li Dico, prima del intervistano. ritrovamento già Sebastiano stava dando il meglio di sé, mi ricordo anche no, cos'era Mattino 5 mi sembra, in cui c'erano delle interviste che poi sono state... Sì, 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 sì. Mattino 5 sono 2 o 3 puntate, ma Poi ricordiamoci nel che momento questo... in cui c'è il ritrovamento ci sono un po' tutti, perché se ti ricordi c'è anche il discorso che in diretta si contendono Sebastiano, praticamente Sì, litigano Matano e mi sembra, non so se era Barbara D'Urso a quel tempo o sì, già sì, c'era, forse era sì, D'Urso. Barbara D'Urso, sì. Sì, ma il problema è che la signora dichiara che lavoro faccia e in quei giorni Sì, non sì. guardava la televisione, anche perché aveva il secondo lavoro, che andava dall'altra signora e non ha Sì, guardato la sì, ma no, ma televisione. quello che dico è che o voi andate a pensare che lei stia mentendo volutamente per inguaiarlo, oppure se date conto alla ipotesi che sia una testimonianza valida, a quel punto dovete approfondirla e Ma magari c'è di facendo anche un peggio. confronto tra i due soggetti, cioè tra la testimone e lo stesso Fulvio. Ma c'è di peggio, perché poi la procura riporta anche gli scritti di Covalero del 29 dicembre e del 1 gennaio. 29 dicembre su Questa è Facebook. mitologia. Allora, chiedo scusa ai triestini, perché io non so il triestino, abito a Udine, ma non so manco il friulano, quindi chiedo perdono. Guarda, mi, no, me, mischio, che sarebbe io non mi mischio, non voglio rogne, non voglio guai. Spero di averlo. Io l'ho letto come cioè, l'ho pronunciato come si scrive perché non conosco il testo. Sono trascorsi 16 giorni da quando Liliana è scomparsa e nessuno l'ha vista in giro la mattina di martedì 14 dicembre. Possibile? Nei giorni precedenti alla scomparsa avrà pur parlato con qualcuno che ora potrebbe raccontare quale era il suo stato d'animo. Nessuno. Che venga trovato il suo corpo, per quanto mi riguarda, è la priorità. Pensare che sia abbandonato da qualche parte come fosse immondizia fa male. Questa è inquietante, questa frase. Le venga almeno data la dignità della sepoltura. Ora, io vi ho appena letto questa frase, non so se lo vedete, ma la procura la cerchia in nero. Quindi dà importanza a questa frase. Andiamo avanti. Ognuno di noi o qualcuno dei nostri cari potrebbe essere prossimo estratto a sorte in questa tragica lotteria. Prendere coscienza di questo dovrebbe smuovere coloro che ancora oggi, pavidi, rimangono tremanti nell'ombra per non subire il fastidio di essere ascoltati da chi sta cercando di. Non finisce la frase perché non abbiamo la frase finita. E poi abbiamo lo famoso scritto del 1 gennaio. Caro conosciuto in maiuscolo, non so se si vede. Vabbè. E Hai qui sta a passato un sottintendere che il personaggio è qualcuno della cerchia, se no direbbe hai pas- sconosciuto. hai passato un bel capodanno? Magari avrai aspettato la mezzanotte e pure brindato.
La mia è stata la 18ª notte sempre uguale, sempre nella stessa posizione in cui mi hai abbandonato quasi 3 settimane fa. Ricordi, vero? Quella immagine, sono certa, non la dimenticherai mai per tutti i giorni che ti restano da vivere. Ti auguro siano tanti, tantissimi. Non ti invidio. Lilli. Scusate, era il mio telefono, l'altro telefono, mi è arrivata una notifica, avevo messo silenzioso. Salta denari anche lui, giustamente. Intanto Lilli, qui Fulvio ci fa capire di pensare che Liliana viene lasciata lì il 14 dicembre e quindi poi becca anche praticamente quello che dirà la Cattaneo. E inoltre questa descrizione corrisponde con quello che pensano in molti, è una persona che la abbandona lì dopo che sia morta probabilmente altrove, anche se questo non spiegherebbe il discorso dell'orologio fermo alle 9:17, a meno che nell'abbandonarla. perché se fermarci un secondo? Sì. È una cosa stupida, per Fulvio, Fulvio Terzapi e Sabina. Aspetta, aspetta. Vi va bene una ribolla gialla? Visto che volete un moscato, ho solo la ribolla gialla da offrirvi. Facciamo pubblicità pure. Ce l'ho qua di fianco. Va bene, era per stemperare un Dicevo di attimo. sottolineare il fatto che Fulvio avrebbe previsto che la morte del 14 e non del 5, tra i tanti passaggi, con quelle parole. Tanti? E anche che non c'è uno spostamento del corpo susseguente alla morte. No. Ma ora ti faccio una domanda. Dopo tutto questo che abbiamo letto, a febbraio 2023, quando ancora nessuno sapeva dove fosse stata rinvenuta realmente la signora Liliana Resinovic. Io ho un video dove lui mostra l'esatto opposto alla mia amica. Sì, sì, sì. E L'unica persona attenzione, che l'ha saputo prima di te praticamente a livello social. esatto. Io voglio sapere come l'abbia saputo prima di me. Questa cosa mi incuriosisce, ma non mi ha risposto. Qua la spiegazione può essere che lui passava tanto tempo sulla scena del crimine, c'erano gli investigatori e qualcuno lì nelle comunicazioni dirette con gli stessi investigatori gliel'abbia detto. Questa è l'unica spiegazione che lo toglie da ogni possibile diciamo visione del corpo antecedente allo spostamento quando arriva il medico legale. Perché se non è questo, poi naturalmente dovremmo Sì, pensare. ragazzi, quando arriva quando viene spostata perché arriva il medico legale, non viene comunque messa dove c'erano i nastri dei vigili del fuoco. Le foto parlano chiaro, eh? Sì, sì. Quindi a prescindere, la cosa recintata, Sebastiano, come ti ho detto, dice Fulvio potrebbe averla coperta, quindi sarebbe la spiegazione e no, la dimostrazione che scoperta, potrebbe essere successo. Quella è scoperta. un'affermazione che fece Sebastiano quando ce l'abbiamo registrata perché nel video intervista l'abbiamo riportata. Lui disse questa cosa, forse Fulvio l'ha trovata, l'ha coperta, quindi questa visione di Fulvio potrebbe essere la conferma di quell'idea di Sebastiano. E se invece fosse stato presente? Ci avete mai pensato? Sì, sì, no, certo, sarebbe la soluzione anche più logica, però per non pensare a una cosa del genere uno Ho trova le capito, spiegazioni ho valide per capito, ma queste cose. vabbè, ho capito, è uno, è due, è tre, è quattro, e non sono ancora finiti gli indizi. Cioè, cominciano ad essere un po' troppo tanti gli Pensa indizi che nella verso tesi ho queste dedicato persone. proprio un intero capitolo alle premonizioni di Fulvio. Sì, ma non sono solo le premonizioni, cioè voglio dire, sono indizi veramente forti a suo carico, forti. Cioè noi abbiamo una testimone che, ribadisco, descrive questo personaggio, ma io quando l'ho letto ancora prima di leggere quello che scrive la questura, e io l'avevo appena incontrato, perché io quando ho letto il faldone l'avevo incontrato da un mese. L'unica cosa che mi fermò durante quel racconto fu che quando io l'ho incontrato era magro e di conseguenza lei lo descrive robusto. Poi, santo cielo, mi ritrovo questa foto, no, 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 no. No, ma perché comunque non si nota che è magro, eh? Cioè, Lì non era magro.
Questa è appunto. questa è l'intervista Sì, che ha no, rilasciato ho fuori. visto tante foto di lui dei tempi antecedenti, sì, sì. Anzi, Quindi, dimagrito dopo, volendo. sì, quindi voglio dire, capisci che io che l'avevo appena incontrato, quando leggo questa descrizione, era perfettamente... Oltretutto mi descrive la giacca, perché il problema che mi descrive la giacca, che l'ho indossato quando io l'ho incontrato. Stessa giacca. Quindi per me era tutto uguale. L'unica cosa che differenziava è il fatto che ci fosse robusto. Dopodiché vedo la foto e dico, eh no, ecco, è quello Valero. Cioè, scusate, chi ha letto questa sit, non può non dire no, non è lui. Ora, c'è un'altra cosa che mi fa sospettare che fosse lui, perché se quando l'ho incontrato la seconda volta, chi è di Trieste o comunque chi c'è stato per visitare il boschetto e tutto quanto, io ero all'entrata dell'ex OPP, venendo da via Sanzio, no? Dove c'è l'arco? Presente Eder? 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 Sì, sì, Ok. E quindi eravamo seduti lì all'entrata. Ora, alla persona che mi accompagnava, Fulvio Covalero disse, questa che stanno travagendo a piedi per salire nell'ex UPP, e dice, questo è Vicolo Roveri. No, no, Vicolo Roveri è quello sotto, quello che parte dal meccanico sì, sotto. sì, c'è un video in cui l'ho fatto proprio tutto, se ti ricordi. Ma non è la via che c'è all'interno dell'ex OPP. E No, io no, è la proprio via lì, che parte proprio alla fine della stradina, prima che ci si ricongiunge con la rotonda del boschetto, sale dal esatto, basso e poi si mette in pieno parco, diciamo, con una vista che ti trovi sulla tua destra. ma l'ho fatta anch'io, l'ho fatta tutta a piedi di sera Sì, no, per c'è proprio vedere. un video per chi lo volesse andare a vedere in cui è ripreso tutto dall'inizio fino allo sbocco nel parco. Non ti preoccupare che anch'io ho i miei video e le mie foto, perché Sì, ce li sì, ho no, lo dico anch'io. per chi ci segue, di mi sembra di settembre 25 questo video. Ok, quindi a questo punto gli dico, ma scusi, ma perché devi dire una bugia grossa come una casa? A me l'ho proprio detto, eh. Cioè, non è piccolo Roveri, perché devi condizionare una persona e dirgli una cavolata del genere? Vuoi sapere cosa mi ha risposto? Perché qua mi ha risposto, eh. Che ha detto? Mm. Allora, visto che sai tutto, sai anche il segreto di Liliana? A me è gelato il sangue nelle vene, ok? Dopodiché si gira verso l'interlocutore e racconta questa storia, che attenzione, io ve lo dico, ha a che fare con il secondo aborto della signora Liliana. Lui dice che è stata violentata e fa anche il nome del violentatore. Fa anche il nome. Io ero morta. E non sapevo cosa dire. Ora vai in giro a raccontare che ti ritieni uno dei più cari amici di Liliana e racconti questa cosa, senza prove oltretutto, perché si parla degli anni 90. Tu stai Sì, anche perché se accusando... non c'è una denuncia immagino che lui non potesse avere nessuna certezza di Ma cose del genere, appunto, ma tantomeno io di chi devo... poi possa essere stato, anche se mi ricordo che un paio d'anni fa giravano voci di svariato tipo, quindi tutti penso abbiano capito il riferimento, però sono cose veramente che lasciavano perplessi. Sì, ma ti dico, ma tu non puoi raccontare questa cosa davanti a me, cioè davanti a me e a un'altra persona. Ma scusa, ti pare logico? Scusate. No, è scappato lo starnuto. Sì. Cioè, non puoi accusare una persona di una cosa avvenuta negli anni 90, 93, senza la certezza. Io adesso non farò il nome perché ovviamente non faccio il nome, del genere. Sì, sì, no, ma ci Ma- mancherebbe. Magari aveva ma- saputo semplicemente il discorso dell'aborto e si era fatto un suo film. no, 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 lui ha detto che io adesso vi sto dicendo le parole esatte che disse il signor Cavaliero e vi ripeto, c'è un testimone. Lui ha detto che questa era la voce che girava a Trieste, lo sapevano tutti. Cioè, Boh, tutti non credo questa perché qui, io ho conosciuto tantissime persone di Trieste, non è che veramente lo sapevano tutti. anch'io, anch'io conosco parecchia gente di Trieste e nessuno mi ha mai detto una cavolata del genere. Nessuno, ok? Quindi, ma io quello che voglio far capire è che anche qua ci troviamo davanti a una persona che nel web
va a raccontare che era amico di Liliana, che gli voleva bene, no, non è vero niente, non è vero niente, signori, non è vero niente. Dietro a questi personaggi, perlomeno dietro questo personaggio, scusate, non personaggio, c'è un cambiamento radicale. Poi mi ha raccontato di una che lui aveva, quando era stato registrato dalla giornalista che poi aveva reso pubblico la storia dei sacchi neri, no? Questa giornalista l'aveva richiamato e lui mise un registratore nel taschino e registrò tutta l'intervista perché non voleva più sorprese, no? Dopo questa intervista lo chiamò il signor Claudio Sterpin, si incontrarono, lui si dimenticò del registratore e andò avanti, si dimenticò, vabbè, facciamo finta di credere che si è dimenticato e andò avanti a registrare la conversazione. Al che io gli chiedo, ma ha detto qualcosa di compromettente? Può essere, ok, e perché non la porta agli inquirenti? Perché se gli inquirenti vogliono questa registrazione, che vi chiamino. Certo, perché gli inquirenti Beh, gli hanno la inquirenti, sfera non sapendolo, hanno la naturalmente, sfera di non lo cristallo, potevano sanno che fare. tu hai una registrazione, ti devono chiamare. Allora io gli ho risposto, perché mi ero anche abbastanza scocciata di quella giornata, gli ho risposto questo: andate tutti quanti, e l'ho messo dentro cucchia, andate tutti quanti in TV a battervi il petto che volete la verità per la signora Liliana, poi dopo fate niente. Fate niente. E questa è la dimostrazione pratica del signor Covalero che in TV ha fatto di tutto, ha fatto come se spaccasse il mondo per la signora Liliana e poi non ha fatto nulla. Non ha fatto nulla per cercare la verità. E tuttora non sta facendo nulla. Sta solo confondendo le acque per portare l'acqua al suo mulino. È un po' stancante questa situazione però dopo 5 anni. Perché la signora Liliana avrebbe anche bisogno di giustizia dopo 5 anni. Adesso sappiamo che tra settembre e ottobre c'è la possibilità che qualcosa finalmente cambi, ma vedremo che direzione si prenderà. Può essere che se ci fosse un processo finalmente verrà anche sentito in modo più serio, no? Sul banco dei testimoni. Posso andare a interrogarlo io? Almeno forse riceverò una Ma tra l'altro risposta. lui in una delle mie prime conversazioni, perché io diciamo che l'ho conosciuto che era ancora gennaio 22, lui mi disse che con Sebastiano non si conoscevano quasi per niente, non avevano praticamente rapporti. Liliana l'aveva vista qualche volta, ma non si parlavano praticamente. Ma insomma, poi io ho pubblicato un lungo audio ed effettivamente quello che si è scoperto dopo dimostrava che mi aveva detto un bel po' di fesserie. Nel senso che poi lui la conosceva molto meglio, a me aveva raccontato delle cose che non erano quelle che poi ha iniziato a dire. In realtà lui Liliana la conosceva, aveva minimizzato all'inizio, anche perché chiaramente se non ci fosse stato nessun rapporto, quell'interesse che l'ha catapultato nella storia non avrebbe avuto nessun senso. Era chiaro che il suo legame con i fatti fosse un po' maggiore, perché era chiaramente molto motivato, naturalmente poi lì dobbiamo dire c'era il discorso delle telecamere, quindi tutti diventavano personaggi, e quindi può essere stato anche un motivo per farne parte. Però l'impressione è che lui dall'inizio, insomma, l'ho avuta, lui sapesse sempre più di quello che ci faceva capire di sapere. Ma guarda, io ho sempre avuto una pessima impressione. Comunque, Serafina, sì, hai ragione, lui ha organizzato la fiaccolata, non lo metto in dubbio, fiaccolata a cui non ha partecipato nessuno. Fiaccolata a cui non ha partecipato Sì, nessuno. lo stesso Sebastiano è venuto 2 minuti e poi è andato in teatro a fare delle foto. Esatto. Insomma, comportamento un po' disdicevole, diciamo, perché la fiaccolata per tua moglie e tu prendi, te ne vai che devi andare a teatro. Vabbè, non commento, ma io non è che attenzione, voglio spiegare anche questa cosa, io non è che non voglio commentare il signor Sebastiano, perché il signor Sebastiano e i suoi comportamenti sono stati strani fin dall'inizio. Alcuni eventi totali, diciamo, passati, presenti e futuri, mi fanno pensare che sapesse qualcosa, ma che non fosse totalmente responsabile di quello che sia successo. Sì. Purtroppo io ho forti sospetti, ma tanti sospetti, sul signor Cavaliero, ma sono sospetti miei, per amor del cielo. Però ci sono cose che, i suoi comportamenti, le sue risposte, che mi portano a sospettare di lui. Sì, ma anche Fulvio, come tanti altri, diciamo che con le sue risposte un po' ambigue, ma dovute secondo me anche al fatto che lui sia un personaggio istrionico, no, particolare, molto simpatico, a volte proprio per scherzare, Simpatico? un po' come... Beh, io l'ho trovato anche simpatico.
Scarico. Rispetto a Come molti fate altri, tanti diciamo che è chiari? uno di quelli che mi sta meno antipatici. Quindi lui, per essere in questo, anche quando ci siamo conosciuti al posto delle fragole, cioè, non si faceva altro che andare su cose scherzose, perché qualsiasi domanda la girava anche in modo molto simpatico e creativo. Quindi probabilmente lui, per fare un po' il personaggio, a volte ha finito per accendere i fari sulla sua figura. Capito Eder, va bene, ok, ma poi quello che leggi, cioè questo è scritto nero su bianco, cioè non possiamo escludere questa cosa, gente, non possiamo dimenticarci di questa cosa, perché è impossibile dimenticarsela, come non possiamo dimenticarci che per mesi, ok, ha spracassato i cabasisi, come diceva il medico legale di Montalbano, con la storia che esistesse un video davanti alla piscina era stata inquadrata Liliana che stava discutendo con una persona. E chi c'era in piscina quella mattina? Siamo tutti stupidi. E sto video, Sì. da dove sarebbe uscito? Inesistente. Quelle Cioè, potevano essere le mosse a volte per attirare l'attenzione su dei personaggi, perché era attirata anche su Sterpin l'attenzione con certi comportamenti, per cui è per quello che mi fa sospettare che lui e c'entri con... poi loro in quei mesi, quando non avevano niente da dire, a volte inventavano anche un po' qualcosa pur di poter tenere accesa mediaticamente l'attenzione, perché da un certo punto di vista si dicevano infastiditi, ma da un altro punto di vista era comodo per tutti il fatto che ci fosse tanta attenzione e tante televisioni, perché poi questo gli permetteva di essere sempre presenti. Io spero che non si offenda nessuno, perché io spero che non si offenda nessuno, però tutti, e non solo nel caso della signora Resinovic, ma Sì, anche nel caso della signora Paganelli, nel caso in tanti altri casi di cronaca nera, tipo vedi anche Dolci di Pamela Gemini, sì, sì. tutti subiscono il fascino della telecamera, tutti Sì. quanti. E Sì, poi all'inizio si tirano indietro, dopo, una volta che ci prendono l'abitudine, non ne sanno più fare a meno. esatto, non ne sanno più fare a meno, non perché è così. Cioè, voglio dire, tutti questi personaggi sono stati in televisione H24 per mesi, perché non solo Bonello, non solo signor Visentini, non solo signor Sterpini, tutti quanti erano H24 per mesi. Però, santo cielo, ma aiutate le indagini, aiutatele. Cioè, non è possibile che mi vai in televisione a raccontare delle cose, poi mi arrivano gli atti, leggo le SIT, leggo determinate situazioni, però anche gli inquirenti, due domande in più, richiamare il signor Cavaliere, fargli due domande in più del tipo, dove era quella mattina? O, visto che il medico legale Costantinides si vociferava che fosse morta pochi giorni prima, dove era in quei giorni? E in quei Certo. giorni lui era lì, lo Eh. dichiara lui che in quei giorni è lì. Perché L'unico che gli fa la domanda dove si trovava quel giorno, come ben sai, fui io. sì, E lui mi disse: No, questa domanda non me l'ha mai fatta nessuno. E come ti ricordi, rispose di essere dalla mattina alla sera a vedere dei video su YouTube perché, essendo molto appassionato di Formula 1, stava festeggiando la vittoria del suo pilota preferito. Giusto? So che tu hai seguito bene anche infatti, questo aspetto anche negli ultimi giorni, no? sì, Max Verstappen. E anche lì, ok, ora, altro indizio? Altro indizio? Allora, Le ricerche di Liliana? ma le ricerche per guardare la Formula 1 su TV8, va bene, Ci posso potevano anche... anche stare, però è una cosa di più specifica quella che colpisce. Anche tu. Allora, io che so, allora, premetto, io seguo la Formula 1 da quando ho 3 anni, quindi sono appassionatissima di Formula 1, l'ho vista anche da piccolo. E ero contentissima che Verstappen è andato contro il muro al primo giro, così pensavo a Cavaliero. Detto ciò, parentesi chiusa, a me interessava perché la sera era uscita la voce che la Mercedes avrebbe fatto ricorso sulla Red Bull per l'ultimo giro. Ora, cosa poteva interessare alle 9:40 della mattina la signora Liliana di cercare ricorso della Mercedes sulla Red Bull? Eh, Cioè, questo, me lo questo è incredibile. spiegate questa ricerca specifica, ma Sì, molto perché è specifica? da appassionato tecnico che è molto dentro le cose. Ma sappiamo anche che Oppure una quella... persona senza connessione e senza telefono dice: Scusa, mi puoi cercare questa cosa? Bravo, perché E quella quindi ci potrebbe mattina... essere la presenza di qualcuno insieme a Liliana. E quella mattina, ripeto, la signora Liliana era uscita perché noi abbiamo una telefonata di 16 minuti con il signor Sterpin, ma che aggancia un'altra cella. Quindi in quel momento la signora Liliana poteva essere benissimo dove lui vegetava da buon Novax. Sì. Non poteva essere stupendamente.
E Sì, ma quella, anche anche perché quella quel bar è ricerca, proprio quello più alto in Viale Raffaello Sanzio, è proprio vicino a Piazzale Gioberti. lo so, Proprio il sono primo in stato. alto, ci sono stato anche io in quel bar, quindi è praticamente a vista alle strisce pedonali. Lo so. E anche questa ricerca, quando io la lessi, secondo me il mio cervellino andò lì. Ora, io personalmente lo dichiaro, perché personalmente uno dei miei sospettati è Fulvio Covalero. Questo è il mio pensiero. Io sospetto che lui in questa situazione c'entri più di quello che dice. Mi dispiace, ma c'entra. Con tutte le scarpette. Come quando disse al signor Sterpin dove mettere la rosa, che nessuno anche lì sapeva dove era stato ritrovato il corpo, e lui casualmente zecca l'albero. Mm. Coincidenza anche quella? Cioè, Eder, le coincidenze del zio Sì, sono Fulvio tante. cominciano ad Sono tante. essere tante, cominciano ad essere tante, troppe. Però siamo stati a discorso, non gli hanno fatto una domanda. E tutto questo glielo chiedi adesso, cosa ti può rispondere? Non ricordo, non Sì, ricordo. E non posso neanche fargli una colpa alla sua età. Non posso neanche dire che sta mentendo. sì, sì, sì. Perché io posso avere l'impressione di dire, magari non la conta giusta. Però lui può dire, non ricordo. Sono passati quanti? Quasi 5 anni. Queste domande andavano fatte Sì, a sì, infatti, gennaio molto di tempo prima. 22. Dai. Certo, avremmo dovuto immaginare che però in qualche modo loro abbiano camminato fino al parco e si siano visti lì. Dolce Rossetto l'ha dichiarato più di una volta che tante volte finiva i giga e andava al bar appunto per Sì, collegarsi al wifi. Quindi no, hanno dichiarato lui più di una volta che finiva i giga e andava lì. Quindi sì, potevano avere, in quel momento potevano avere internet in strada. sì, sì. Poi però dico, da lì Risposta avrebbero dovuto dolcetto proseguire a perché piedi fino all'ex OPP lassù, perché entrambi in quel momento poi non avevano un mezzo. Quindi poniamo che si fossero visti lì, avrebbero dovuto fare una passeggiata verso su. Difficilmente può essere successo qualcosa lì sulla strada. È interessante il commento di Violante Viola, perché qui allora la risposta sarebbe un po'. Di norma chi, leggo il commento, di Sì, norma chi va in TV non va per aiutare, o chi si espone tanto nelle spesso interviste, la è vero. maggior parte sono stati sempre colpevoli, Marite di Elena, Ceste, Parolesi, Pagnatello, Franzoni, Misseri, eccetera, eccetera. Ho capito, Però in Viola, questo Viola, caso andavano tutti in TV dalla mattina alla sera, quindi erano tutti come colpevoli, dirlo se no. io. Viola Violante, chi prendiamo di tutti i personaggi, scegliamo a Perché sorte tra e tutti andavano Sebastiano, Claudio tutti. Sterpino e Fulvio erano tutti costantemente in diretta. Esatto, tutti quanti. Voglio dire, penso che per questo caso purtroppo questa regola valga un po' poco, perché o da una parte o dall'altra si giocavano le televisioni. Sì, sì, sì. Cioè, però siamo al solito discorso, sono supposizioni mie, perché sono mie supposizioni, io non ho nessuna certezza, però non mi piace fare le pulci solo al signor Visentin e al signor Sterpin, cioè mi piace fare le pulci a tutto, a tutti soprattutto. Sì, sì, sì. E ribadisco, per me il signor Covalero ha tanto, ma tanto da A nascondere. lui, nella migliore delle ipotesi, quando si è messo in mezzo a questi livelli di questa storia, doveva aspettarsi che tante persone finissero per puntare il dito su di lui. Proprio perché dava l'idea di essere sempre molto presente e essere avanti con le informazioni rispetto a tutti gli altri. Sabina ha scritto la prima volta che l'aveva chiamato P, ti aiutava col canale, non so cosa voglia dire. No, intendeva dire che proprio quando ancora lui non era diventato uno youtuber, non parlava con altri canali, aveva avuto delle, diciamo, collaborazioni con me. C'erano stati un po' di telefonate, eccetera, che avevamo pubblicato per questo. Ok. Non sto seguendo tutta la chat Poi perché diventò molto famoso, quindi diventò un po' di tutti. Usti, Violante Viola scrive, nel caso di Liliana io penso sia stato un omicidio di gruppo. Mamma mia, no, spero di no. Spero proprio di no. Zaira tutti si giocavano alle televisioni ma lui sentiva Calimero, non lo volevano ascoltare. Eh,
Ok. Vabbè. Tu hai altro da raccontare del signor Fulvio? Perché io sto pensando a tutto quello che è successo nei due incontri. Ah Ah, qua sì, possiamo... dimmi. non ti ho raccontato, sai che la testimone che dichiara che c'era stata la famosa litigata nel boschetto al cacciatore? Anche Sì? lì, situazione stranissima, ci siamo andati, mi ha portato proprio nel boschetto, Mm. la mia amica era su che io urlavo perché la mia amica mi sentisse, perché avevo una paura folle. Arriviamo in un punto e mi dice, qui è avvenuta la litigata. Come qui è venuta la litigata? Sì, la famosa Mm. litigata che hanno sentito, no, una donna anziana. Come qua è venuta la litigata? Ma lei cosa ne sa? Andiamo, torniamo su. Mi viene voglia di spingerlo in giù, scusi, mi porta. Mi dice una cosa del genere, che all'epoca, non avendo il faldone, avevamo le notizie a spizzichi e bocconi. Lei cosa ne sa? Andiamo su, torniamo alla macchina. Beh, come disse Sebastiano durante il tragitto, andiamo avanti. Ha capito? Cioè, ma no, voglio una risposta. Se la devo escludere da questo caso, vorrò delle risposte. Ok, io non sono un inquirente, per l'amor del cielo, però nel mio piccolo ho cercato anch'io la verità per la signora Liliana Resinovic. Sì. Perché mi trovo davanti a queste persone, ma porco cane. Cioè, la pazienza, ok avere pazienza, ma te la fanno perdere. Sì, sì, sì. Cioè, nel frattempo ci sono scambiati una ricetta in chat, non so che ricetta sia, ma mi era interessante, la vorrei sapere. Visto che comunque parlano, non gli interessa l'argomento, non so perché restino in chat, vabbè. No, stasera non abbiamo una determinata persona, ne abbiamo altre. Ma Allora, ti leggo questo. Quindi, la frase di Fulvio, ero certo che fosse morta, contro non avevo mai pensato che fosse morta. Il 28 dicembre del 21, sì, quindi 8 giorni prima del ritrovamento, Covalero dice di essere matematicamente convinto che Liliana non sia più viva, sì, alla sister, esclude ho il detto prima. suicidio e parla della ricerca del corpo. La mattina del 5 gennaio dice che ormai la considera morta e che Sì, con il corpo potrebbe essere là fuori come spazzatura. Il 3 sì, giugno 2022 invece dichiara che durante le ricerche con Sterpin non aveva mai pensato che Liliana potesse essere morta prima del ritrovamento. Quindi qua c'è una contraddizione totale. Poi 10 giorni dopo torna a dire che aveva temuto fin dall'inizio che fosse morta. Nel 2025 afferma addirittura di essere sempre stato certo che fosse morta il 14, e questo è vero perché nella famosa lettera ci fa capire che immagina che sia lì sì, da parecchi sì, giorni. sì. E poi appunto segnaliamo che il sacco nero di Sterpin, se non avesse mai pensato che fosse morta, non avrebbe dovuto impressionarlo, invece lui disse che rimase praticamente traumatizzato. Sì, da che cosa? Da un sacco nero? Anch'io ce l'ho in macchina per coprire il Sì, bagagliaio sì, quando, però lui quando dice che porto. questa cosa l'aveva lasciato, aveva visto praticamente, ha avuto una visione del corpo in quel sacco, perché sennò non si Ma spiega come perché mai? dovesse essere traumatizzato da quel passaggio. Facciamoci due domande, diamoci due risposte. Lui aveva sacco nero, lui, il personaggio avvistato, che la questura riporta sia lui, aveva sacco nero sulla spalla. Forse Certo, gli ha certo. ricordato qualcosa, quel sacco Sì, nero? sì. Perché, Appunto. Appunto dico che o lo volevano incastrare oppure qualcuno avrebbe dovuto chiederne conto a lui stesso di questo, perché c'erano troppi dettagli che corrispondevano. E invece hanno sì. preferito bypassare la Ma, situazione e lasciare stare tutto. ma chi lo voleva cioè, ho capito Eder, ma questa storia di incastrarlo non sta né in cielo né in terra, perché se la No, questura era intendo dire che gli inquirenti lì devono fare due ragionamenti: o lo vogliono incastrare oppure dobbiamo chiedergli conto. Quindi ho evidentemente avranno capito. pensato all'altra ipotesi, perché Sì, poi non ritrovi la sono signora, andati da lui a sì. chiedergli che chi fosse, se potesse centrare con lui, e non hanno approfondito l'alibi e tanti altri aspetti che abbiamo già visto. Poi ritrovi la signora Liliana esattamente descritta come lui dal 29 dicembre e non ti poni nello stesso una domanda? Ti rileggo la frase. Sì, Che venga trovato il suo corpo, per quanto mi riguarda, è la priorità. Pensare che sia abbandonato da qualche parte come fosse immondizia fa male.
come è stata ritrovata la signora Liliana? Dentro 2 sacchi neri. Esatto, sì, sì. E tu, Buttata lì inquirente, come spazzatura, era la frase di Covalere, e poi infatti fu trovata lì proprio buttata come spazzatura in un punto dove si disse anche che veniva proprio buttata la spazzatura. no, Cioè, non è buttata che no. tu... Sì, beh, Sebastiano Buttata lo chiamò no. il pisciatoio, per dire, c'è un Sì, punto pieno di sì, scarti, l'altra volta ero lì, c'era un copertone, trovi tantissime cose buttate lì a terra. Diciamo sì. che quando sparisce una persona non è che automaticamente pensi di ritrovarla in un sacco nero in un punto dove potresti Sì, buttare ma la spazzatura. il tragitto che ha fatto fare a me e alla mia amica e anche alla persona che c'era con me la seconda volta, cioè scendendo dalla chiesetta e scendendo verso via Weiss, l'entrata. Ora, quando tu passi di lì in inverno, come lui ci è andato a Natale, ok, la visuale è perfetta. Se lì ci fosse stata la signora Liliana, l'avrebbe vista. Allora queste sono due: o non c'era, o se c'era è stato zitto. E questa cosa è un'altra cosa che a me irrita. Perché non venitemi a dire che quando passi dalle casette, guardi dentro nel boschetto, dove hanno aperto la seconda entrata, che prima non c'era, la visuale è perfetta. È perfetta. Io sono stata in dicembre, la visuale è perfetta perché la vegetazione non è folta. E anche questa cosa dà da pensare. Mi dà molto da pensare. Io l'ho detto e lo ribadisco. Io ho forti sospetti su di lui e fino ad oggi sei senza audio, non hai Sì, no, l'audio. dicevo, sì, sì, dicevo che chi passava da lì con attenzione, come quella che prestava lui, poteva anche notare dei dettagli superiori a quelli delle... Anche perché comunque lui quella zona la frequentava, per cui era più facile per lui notare dettagli e delle differenze rispetto al normale. Va bene, penso che abbiamo detto tutti, non credo che l'argomento sia stato molto interessante perché parlavano di cibo. Non so se per No, tutti è no, stato secondo così. me invece è interessantissimo l'argomento. E non ho letto tutti i commenti stasera perché parlavamo molto. Aspetta, comunque, Zaira, comunque Covalero nel suo canale aveva detto che la procura non l'ha più chiamato, Sì, ma se lo fosse stato avrebbe avuto molto da dire. Come poteva andarci da sola, Zaira? So, poteva andarci lui. sì, sì, ma Quindi, magari sarà chiamato in futuro. sicuramente Perché gli hanno se bisogno di lui. questa indagine sta analizzando tutti i passaggi saltati dalla precedente, probabilmente a un certo punto verrà approfondita anche la sua posizione. Ribadisco, comunque uno dei 24 punti del GIP di Dainotti sono il DNA di Fulvio Covalero e Pier Giorgio Esatto, Visentini. esatto. Quindi almeno una volta l'hanno chiamato per prelevare il DNA e lì lo sappiamo. Sì, e poi è una delle persone più informate sui fatti, per cui anche per questo deve sicuramente dare... Io spero l'abbiano risentito. Io spero l'abbiano risentito perché a questo punto, cioè, si parla tanto delle lacune delle prime indagini e sono io la prima ad ammettere che alcune cose sono state fatte lacunosamente, altre no, ma alcune sì. Però se poi non me lo richiami neanche nella seconda indagine, poi ti ripeto, ovviamente dopo 3 anni, 3 anni, sì, 3 anni, 4 anni anche quasi, uno può anche dire non ricordo e lì non puoi neanche farne una colpa. Puoi prendere tutte le interviste che vuoi, puoi prendere tutti i dati che vuoi, ma signor Fulvio Covalero non ha 10 anni con una memoria ferrea, Sì, purtroppo per noi, perché bisogna anche calcolare anche l'età dei personaggi. Infatti, purtroppo, perché mi spiace, ma purtroppo per strada abbiamo perso il signor Claudio Sterpin, eh sì. però comunque l'età incide. Sì, sì. Chiaramente senza Sterpin il livello mediatico della vicenda è sceso moltissimo, Beh, perché adesso certo, Sebastiano può tranquillamente scegliere quando non parlare, sapendo che senza di lui ormai certo, non ci non ha sono più, più luci accese, perché no, Claudio non ha più Sterpin non lo risorgimenti. provoca, non tiene a sua volta acceso, Fulvio sta molto in disparte e la famiglia ultimamente ha deciso di farsi vedere poco, quindi Sì, sì, sì. Purtroppo abbiamo perso l'antagonista. mm, E, ribadisco, certe cose la procura avrebbe dovuto farle. La questura, non la procura, scusatemi. sì. La questura avrebbe dovuto farle, Ah. avrebbe dovuto approfondire molto di più.
Cioè, non è che poi mi scrivi, mi fai vedere che te... Anche perché poi, quando ritrovano il corpo, è inutile che mi scrivi che rifai la richiesta di mettere sotto intercettazione uno dei tanti Fulvio Valero, riportando, non hanno raccontato tutto quello che sapevano. E allora chiamalo a SIT. Cioè, non me lo puoi scrivere e una cosa del genere lo metti sotto Certo. intercettazione Sì, devi e mi do... chiederti anche il perché non ha raccontato tutto ciò che sapeva. Sì, ho capito, ma allora me lo metti sotto intercettazione e mi va benissimo che me lo metti sotto Sì, per un intercettazione. periodo sì, dopodiché gli si vanno a contestare le Certo! registrazioni chiedendo conto appunto di ciò che ha detto, è così che si fa di solito in questi casi. Sì. Cioè, lo richiami, chiedi cortezza di alcune cose, di alcuni movimenti, vai a indagare comunque con le celle telefoniche dove fosse in determinati giorni. Eh, perché nelle celle telefoniche lui c'è, ma da un certo punto, Sì. purtroppo. E prima? Eh no, eh no. Mm, è rimasto Sì, sì, impressionato. infatti il nostro Erpin con l'incidente probatorio la sua testimonianza l'ha lasciata, questo lo sappiamo. Per cui in questo processo eventuale ci sarà anche Serpin, vedremo chi degli altri ne farà parte. Ilaria chiede, oh, l'ho perso, ah, ok, possibile che lui l'abbia vista ed abbia avuto paura di segnalarla? Ilaria, se ti ritieni un amico che poi non è che potevi riconoscerla, cioè tu vedi, si vedeva, per chi ha visto le foto, e mi sembra che tu sei una di quelle, si vedeva un pezzettino del corpo in due sacchi neri. Sì, sì, Poi, giustamente tutti hanno capito che fosse lei perché non è che erano sì. sparite 300 persone, 300 No, no, donne di infatti. quella Costituzione a Trieste. Fa paura Sì. di cosa? Cioè, se è una tua amica e tutto quanto, ma santo cielo, io posso vedere un corpo che potrebbe essere lei, ma potrebbe anche non essere lei, noi Sì, sì. Ma non tra lo l'altro lui sappiamo. la stava cercando, quindi semplicemente avrebbe detto la stavo cercando e l'ho trovata. Sì, anche perché comunque voglio dire, basta non avvicinarsi, non Sì, ti se avvicini, non l'hai non toccata ti non sai benissimo di correre pochissimi pericoli. esatto, esatto, non ti avvicini, poi, come ti ripeto io, a meno che tu sai come la penso io. Sì, sì, no, l'appassionato di modellismo e faceva volare gli aerei che trovò Yara, chiamò subito. È vero che quando qualcuno chiama per alcune ore passa dei guai, lo raccontano in molti, però poi comunque una volta passate le prime ore la cosa si chiarisce e chi non ha responsabilità generalmente non ne acquisisce. Sì, ribadisco, mia percezione, e per l'amor del cielo, mia percezione, però a me tante cose portano lui. Mi piacerebbe, spero, mi piacerebbe leggere quei nuovi atti, alla chiusura della nuova indagine, che abbiano approfondito questo personaggio, ma anche per dissipare i dubbi. Cioè, non Sì, solo per trovare una colpevolezza, anche sì, per anche a dissipare i discarico, dubbi. certo, Voglio certo, dire, certo. ha detto delle cavolate, abbiamo indagato questo, benissimo, dissipati i dubbi, lui non c'entra niente, perché se no veramente non se ne viene a capo, non se ne viene a capo con queste indagini. A parte che Sì. ultimamente non si viene a capo di nessuna indagine, ma nei No, dettagli. solo dove c'è la confessione, l'abbiamo detto. Sì, Se non c'è la sì, confessione, qualsiasi cosa diventa dubbio, perché vengono schierati i famosi consulenti mediatici, si divide l'opinione pubblica. A questo punto le corti d'assise stanno attente a quello che fanno e non si viene più a capo di nulla. sai Invece, qual se è il hai caso? esaurito tutti gli argomenti su Fulvio, so che volevi dire una cosa di altro tipo. Sì, allora io ho esaurito tutti gli argomenti su Fulvio. Premetto che parlo di questa cosa perché purtroppo sono stata anch'io testimone in prima persona. Allora, non voglio entrare nello specifico, ma mi toccherà entrarci perché comunque purtroppo la storia è questa. Negli ultimi giorni io ho letto una discussione sul canale di Dark e sul canale del signor Ferrini con Diego.
Allora, io ho una premessa da fare. Diego mi ha contattato venerdì. Io non so chi sia realmente, lui mi ha contattato come Diego, che è lo stesso nome che ha su YouTube, quindi questo è il nome che so e questo è il nome che conosco, e mi ha detto di questa famosa email che scrisse Ferrini nel 2023. Ora, io ne sono a conoscenza, io confermo questa email perché io sono stata una delle destinatarie, non posso dirvi no, non esiste. Mi spiace che questa storia sia venuta fuori in questo modo, perché non è bello nei confronti della signora Liliana Resinovic. Ne parlo proprio perché, visto che parliamo del caso di Liliana Resinovic, in un Sì. modo o nell'altro anche questa storia è collegata con la signora Liliana Resinovic. Ora, io posso dire che io non l'ho divulgata perché non ho avuto coraggio. Te lo dico subito, Eder. Io non ho avuto il coraggio di divulgare una cosa del genere, anche Sì, perché sì. è una cosa molto abbastanza pesante, ma pesante, e ribadisco, pesante nei confronti di tutte le persone coinvolte nel caso Resinovic, ma in particolare tre personaggi deceduti che non si possono difendere. Ora, ribadisco, io non voglio entrare in questa storia perché, ma purtroppo per me, Ci sì, sei trovata dentro, ho capito. eh sì, perché il signor Paolo Ferrini fu forse la prima o la seconda, dovrei andare a rileggere gli indirizzi email a cui l'ha spedita. Io già allora, e lo dico pubblicamente, ho avuto una forte discussione con Paolo su questa email, ma fortissima, privatamente ovviamente, non pubblicamente. E pubblicamente sul suo canale io più di una volta gli ho detto Paolo, basta, basta, ricordati quello che hai scritto nell'email. Cioè, quello che lui ha scritto è veramente indecente, ai limiti della legalità. Io capisco che, perché ho letto tutto, sono giorni che leggo questa storia perché sono stata avvisata e ho cominciato a leggere questo botta e risposta nei vari canali. Ho letto che la signora Darken ha rinunciato alla collaborazione con il signor Ferrini dopo che il signor Ferrini le ha fatto pervenire questa email e che ha letto anche lei ed è rimasta scioccata. Beh, io posso capire Darken, perché anch'io rimasi scioccata. Ho visto che l'hanno criticata tantissimo perché lei ha deciso di smettere questa collaborazione, dando la colpa anche a Diego. E Diego è stato veramente anche lui pesantino, perché è stato pesantino con questa storia. Però a un certo punto ognuno si prende la responsabilità delle proprie azioni. Io già 3 anni fa lo dissi a Paolo, Paolo, attenzione che prima o poi questa email, così come l'hai scritta, ti si potrebbe ritorcere contro, perché a me l'hai mandata e con me muore, perché sinceramente io di divulgare, e passatemi il termine, una schifezza del genere, non ci penso minimamente, perché non ci penso proprio. Ma so per certo, perché so per certo, che l'hanno ricevuta anche altre persone. Io non so poi chi l'abbia divulgata, so, e ve lo posso dire, che Diego mi ha detto che l'ha ricevuta mesi fa da un uomo vicino a Paolo Ferrini. Io chi sia questa persona non lo so e non lo voglio sapere perché non ci voglio entrare, perché sinceramente ho già dato anche con le persone di Trieste, quindi ho già dato e Sì, è vero. mi tengo fuori. È un discorso in generale questo, però ribadisco, accusare la signora Darken di aver interrotto la comunicazione per via di terzi di qua di là, quando lei continua a ribadire no, io ho letto l'email e ragazzi, vi assicuro che quell'email è indecente, è schifosa e non ho altri termini, perché se dovessi usare altri termini mi querelano e non li voglio usare. Cercate di mettervi anche nei panni della signora Darken, che era, penso proprio che lo sia stata, molto sotto shock, perché signori, ribadisco, l'ho ricevuta, non l'ho duplicata, ma l'ho letta 2 volte nella mia vita per non leggerla mai più. Ce l'ho ancora perché
visto il casino che sta succedendo, meglio averla lì e dimostrare che io non ho divulgato niente, però, cioè, quello che voglio dire anche a Paolo è assumiti le tue responsabilità, perché a una certa l'hai scritta tu. Cioè non puoi sempre... Ho letto il post che ha messo che avrebbe fatto querela a questo Diego, ma nel post lui fa di tutto, scrive di tutto, ma non parla di queste mail. Non parla. Voglio dire, hai 60 e passa anni, Paolo Ferrini, hai 60 e passa anni, da quello che mi risulta, hai fatto la cavolata, l'hai scritta, assumiti le tue responsabilità. Io so anche, e questa è una cosa che mi ha lasciato molto basita, perché Diego mi ha confermato che ha fatto avere questa email a certa gente di Trieste, io credo sia vero, quello che mi lascia perplessa è che nessuno ha detto niente e ti assicuro Ed era una cosa allucinante. Non so, io sono uno tra i pochi che non l'aveva ricevuta, per cui questa storia l'ho appresa parlando con te e con Darken, che mi aveva detto appunto che io non sapevo nemmeno che avessero una collaborazione, quindi ho scoperto che l'avessero quando mi ha detto che la interrompeva. Ma io Quindi, l'ho scoperto, essendo, mi hanno parlato male, quindi non ho voluto proprio completamente leggerla e stare fuori dalla vicenda, ma vedo che c'è molto fermento al riguardo. Lo leggo anche guarda, dai commenti. c'è stato, scusatemi l'espressione, c'è stato un 48 che, ma neanche quando ho fatto io casino c'è stato un sotto 48. Cioè, Eh, io al contrario, in quel periodo ero da principiante a confronto di caos che c'è stato in questi giorni. Scusate, mi permetto di ridere, ma il discorso non è per niente da ridere. Non è Salutiamo per Rox niente. e tutti quelli che ci stanno salutando. Cioè, Rox Ah, ok, Crime che ci salutiamo saluta. tutti. Ciao, ciao, ciao da Cross. Ciao alle mie amiche che mi hanno salutato prima che li ho Sì, letti, e Chiara e non so sì, chi, sì. insomma, non mi Ricambiamo i ricordo. saluti di tutti, naturalmente, Sì, sì. sì. Un saluto generale a tutti e un bacione a tutti, però non me la sento, e scusatemi, ma io sono per l'onestà intellettuale. In questa situazione non me la sento di difendere Paolo Ferrini. Non me la sento. Mi dispiace, ma proprio zero. Perché ribadisco, io sono stata forse o la prima o la seconda destinataria di questa email. E se ci ripenso, fa male. Fa male perché comunque, ribadisco, ci sono persone decedute, nominate in questa email, che non si possono difendere, ma più che altro, e non lo posso dire perché è reato, il contenuto di questa email, lo ribadisco, è molto, 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 molto pesante a livello di tutti i personaggi coinvolti. Cioè, detto fuori dai denti, non ne ha salvato uno. Non ha salvato nessuno, signor Ferrini, in Ma questa. lui in questa mail dice delle cose che trovano riscontro o sono delle sue supposizioni? Perché io, ripeto, non avendolo letto, Ma non so. io spero con tutto il cuore Perché se che... fossero cose riscontrate e lui lo può dimostrare, avrebbe ragione lui a Ma sto io punto spero che andare sia avanti. chiaro di no, ma spero Ah, proprio di no, Eder. Io spero che siano tutte sue supposizioni che sì, rimangano tali, perché non ci può... No, scusa, questa cosa la voglio dire, perché mi dispiace, ma io non crederò mai e poi mai che la signora Resinovic potesse... devo trovare le parole giuste, perché devo trovare le parole giuste, mi hai colto alla sprovvista con questa domanda, potesse avere certi comportamenti mm. descritti in questa email. No, mi rifiuto. Mi rifiuto Vabbè, sai che anche Sebastiano categoricamente. diceva che loro erano una coppia molto libera, quindi una frase del genere potrebbe averla Sì, ripresa, per esempio, da qui. sì, ma un conto è essere una coppia libera. E ti Ah, beh, no, ripeto, sì, sei andato oltre poi. se io questo non lo posso mettere in dubbio perché se al loro matrimonio erano una coppia libera, se erano d'accordo loro due, contenti loro due, io non sono nessuno per giudicare come vivessero il matrimonio, perché non sono nessuno. Però da qui a fare il racconto che io ho letto, beh, ce ne passa.
e ribadisco, non voglio addentrarmi oltre perché comunque finirei in querela perché non posso comunque divulgare niente, perché posso parlarne così, ma non posso andare oltre. Però ribadisco che ognuno si prenda le proprie responsabilità e che Paolo si prenda le sue responsabilità perché se le deve prendere, perché a una certa, se fai io ho fatto una cavolata nella mia vita, mi sono assunta le mie responsabilità, l'ho pagata e non l'ho mai nascosto. Ora che lo facciano anche gli altri, però, perché non è giusto accusare per terze persone di... Zahira continuava ad avercela con la signora Micheli, la sua camminata veloce e toledana, quando qualche commentatore ha detto che se sapeva qualcosa poteva andare direttamente in procura. E Zahira, l'abbiamo detto in tanti, gli ho detto anch'io sia signor Covalero, come adesso sto dicendo al signor Paolo Ferrini. Paolo, assumiti le tue responsabilità. Ti conviene per te stesso fare in modo di, perché quello che è successo oggi, lui a quanto pare ha dichiarato che ha querelato sto Diego. Il problema è che sto Diego gli ha risposto che lui ha già depositato, che lui ovviamente annunciando la querela, questo qua si è difeso e cosa ha fatto? Ha già depositato le indagini difensive. Nel depositare le indagini difensive ha anche depositato l'email. Una volta Certo. chiuso il tutto, quell'email è pubblica. Quell'email è in un fascicolo pubblico. Ah beh, certo, certo. È un Quello po' che la ha vicenda scritto di lui. Scarponi che tenne le informazioni del sogno di Valeria, chiuse le indagini, la RAI l'ha potuto divulgare. Certo, Stesso iter. certo, è questo il problema. E con la Discovery, Perché certo, diventa un atto questo divulgabile. è il problema. Quindi io non so come finirà questa storia tra queste due persone, ma ti posso dire che sono tutti e due uomini capatosta, eh? Tutti e Ah, due. Che nessuno che fa un passo indietro. Però chi ci sta rimettendo è la signora Liliana Vesinovic e il vabbè sì, contorno. certo. Quindi, se non vogliono diventare i loro capatosta, io mi aspetterei che qualcuno da Trieste intervenisse, perché comunque, insomma, cioè, ci sono scritti anche pesanti su altre persone, sempre di Trieste. Qualcuno dovrebbe intervenire a fermare il tutto, perché cioè, mi spiacerebbe se questa email diventasse pubblica. E Diego da Darken l'ha scritto, se lei l'ha depositata, ormai in un fascicolo. Una volta chiuso il tutto, una volta chiuso il tutto la querela tra archiviazione o rinvio a processo, quello che vuoi, ma una volta chiuso, lui la può divulgare e pubblica. E ti posso assicurare che no, io sto tentando di convincerlo a non pubblicarla perché no, no e no, ma non posso mica... Quindi faccio appello a tutte e due, un po' per quello che ho usato questo spazio, perché l'ho usato per fare appello a tutte e due, che facciano un passo indietro tutte e due. Bene, direi che sono le 11 e possiamo andare a nanna. Sì, avevamo previsto di finire alle 23, quindi abbiamo centrato, diciamo, l'obiettivo in pieno. Tac, come si Non dice da so, c'era Venezuela. una domanda. Chi era Viola che aveva scritto, che aveva fatto una domanda e non avevamo risposto? Io la Eh, dottoressa vorrei chiedere, nel video dove so, vede Liliana che porta la spazzatura, sulla signora dietro che sembra seguirla, lei cosa ne pensa? Mm. Cosa ne pensa? Allora, fino adesso ci sono stati quei famosi 5 minuti che alcuni dicono ballassero, nel senso che c'è chi dice che la scuola di polizia era sballata, la sì, sì, stessa signora che la seguiva però ci dice che era in linea col suo telefono. Abbiamo anche il GPS di Sterpin, sì, del signor Serpino, Claudio Sterpin, che è in linea con la scuola di polizia. sì, Ora, se realmente la telecamera della scuola di polizia fosse sballata, allora posso pensare che la signora Gabriella non avesse avuto alcun modo per vedere la signora Eliana Resinovic. sì, sì, Perché infatti. effettivamente, ok. Se la telecamera invece non fosse sballata, e beh, signori, qua ballano 4 minuti e mezzo se non è sballata.
e 4 minuti e mezzo fare quel tratto di strada, lo sai benissimo, è un po' troppo. Sì, sì, sì. L'avevo misurato ai tempi, certo, non tornavano assolutamente le Dunque, cose. io ci ho messo 2 minuti e 36 col tacco 12. Io ci ho Sì, messo sì. 2 minuti e 36 col tacco 12 e ho le prove perché Ma infatti sulle l'avevo... strisce pedonali non era sicuramente lei. Quello è un personaggio che non è minima, anche per definizione non è totalmente Per attribuibile. me sì, per me è la signora Liliana, per me è la signora No, Liliana, anche allora, perché dal io tipo di sono... inquadratura non si può, Però non si è un può... po' sì, come la non Campre abbiamo... di Rimini, non è possibile, è troppo sgranata, è un bus molto distante. Ok, Non è non possibile abbiamo la fare un certezza. riconoscimento se no non ci sono elementi Non sufficienti. abbiamo la certezza. Io spero che abbiano lavorato, ha lavorato anche su queste immagini, però E poi anche dal punto di ribadisco, vista temporale io non ho trovato mai una coerenza rispetto al passaggio in via Damiano Chiesa. Secondo quelli che sono i tempi che ho misurato, cioè avrebbe dovuto essersi fermata forse a parlare un attimo con qualcuno. anche a me, però Se ha fatto una pausa a parlare, allora ne potremmo riparlare. siccome Viola mi ha chiesto della signora alle spalle, e Sì, io ho spiegato, il problema sono questo arco temporale, sì, sì. che, Non è però, congruente. ripeto, noi abbiamo le dichiarazioni della signora, vabbè lo possiamo dire, della signora Micheli che dice che non l'ha incontrata, e su questo ci dobbiamo basare. Sì. Poi, Ma però non erano nello stesso pianerottolo, portone a fianco e piano diverso. no, no, perché la signora Viola dice quando la signora Liliana gira No, in via ho San letto adesso Silvano, se la abitavano signora nello stesso Gabriella arriva pianerottolo dopo un sentiva la minuto e porta 50, chiudersi. che ha una camminata, siccome lei è una camminata fitness, ha una bella camminata falcante, voglio dire, Sì, non è sì, una sì. No, ma camminata... lei usciva proprio a allenarsi, quindi chiaramente il passo lo Esatto, teneva, soprattutto all'inizio quando ha energia, dà il massimo. Poi esatto, magari esatto. cali, Infatti, altrimenti lì era discesa, quindi vai come un trattore. la signora Viola mi ha chiesto questa cosa e io gli ho risposto, qua dipende tutto, qua si possono fare mille congetture, ma dipende tutto se hanno capito gli orari. Se gli orari erano sballati la telecamera, allora lì non si possono essere incontrati. Se la telecamera era giusta, c'è No, la no, ma possibilità se perché non c'è comunque nemmeno si la parla. certezza di ora della telecamera, era veramente impossibile fare delle ricostruzioni. Sì, sì, esatto. Mm, mi sembra che è vero, c'è uno che si nasconde dietro l'auto abbassandosi, ma io ho Sì, sì, questa è analizzato. una cosa che avevo tirato fuori io. Però là stiamo parlando della banchina che porta i cassonetti, quindi dal Mhm. lato di sotto. C'è un Sì? personaggio che sembra arrivare in anticipo, si ferma, si specchia nell'auto in modo un po' sospetto, mette la mano in tasca e dopo si riavvia verso i Ah, cassonetti. ok, sì, l'ho Questa era una vista cosa che avevo anch'io. fatto notare io due Sì, anni fa. l'avevo Con notato un modo anch'io. di fare veramente strano e losco. Poi tu Sì, lo vedi, però... cammina, si ferma, sembra nascondersi, sì, mano in tasca per non farsi e vedere ruotando verso la macchina e poi riparte. quello che ti E ci dicevo troviamo l'altra proprio volta. nel momento in cui Liliana si trova ai cassonetti. Questa Sì, scena avverrà a circa 30 metri di distanza da una persona che poi proseguendo va proprio verso di lei. ma è quello che ti dicevo l'altra volta, bisognerebbe avere il video originale e Sì, analizzarlo frame per frame. certo, con una definizione ancora maggiore. Esatto, con un computer serio, comunque con un'attrezzatura seria. Ora, io proverò a vedere se riesco a farmelo dare. Ci provo, eh. Magari poi lo analizziamo e vediamo di riuscire a risolvere questa cosa, perché Sì. so che un paio di persone questo video originale ce l'hanno, ma una non me lo dà di sicuro. Posso provare con l'altro. Non che critico, uno non me lo dà di sicuro. Cioè. Ma posso provare con l'altra persona che ho scoperto da poco che anche questa persona ha il video originale, quindi potrei provarci. Vediamo. Sì. Magari qualche contattuccio ce l'ho anch'io, lo sai anche tu. No, insomma, Sì, 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 avere infatti. tutto è dura, tanto dura. Però quando Eh? ci sarà la prossima Discovery, magari riusciremo a avere più cose. Bisogna vedere che strada prendono le difese, no? Come abbiamo sempre detto. Chi saranno i personaggi poi che verranno incaricati di seguire un po' tutti i Beh, protagonisti. insomma, la signora Beatrice Cenci non è proprio reale quello che ha detto. Qualcosa di... La signora Cenci dice che il signor Claudio Sterpin non ha mai oddio, cosa dire? La signora, proprio nessuno, tantomeno la signora Resinovic. Ora, ci sono state alcune dichiarazioni Sì, della vabbè, signora sì, sì, sì. Sterpin che hanno lasciato un po' perplessi tutti, che poi lei non voglia vederli così è un suo diritto,
però insomma qualcosa poteva evitarselo, ecco, Sì, perché diciamo lui si è sentito provocato in certi momenti da Sebastiano ed è andato un po' forte per dimostrare che le cose stessero diversamente, invece facendo in questo modo ha gettato una cattiva luce su alcuni aspetti della vita di Liliana. Armando Montaniero, dove ha scritto la domanda? Io non trovo nessuna domanda di Armando Montaniero. Vabbè, credo che non ci siano altre domande. Poi al massimo sembrava un'email privata, ma si sta scoprendo che ce l'ha mezzo mondo. Zaira, non ti offendere, per l'amor del cielo, ma io ho letto anche te, ho letto anche torniamo al discorso Perrini, il tuo scambio di opinioni con Diego. No, non è proprio un'email privata, perché anch'io pensavo di averla ricevuta solo io, poi ho scoperto, e non in questi giorni, ma già da tempo, che l'avessero ricevuta anche altre persone. Quindi è una catena? Cioè è una mail con diversi destinatari? Io sono andata a leggere perché io non me ne ero accorta la prima volta che mi è arrivata, poi sono andata a leggere dopo tempo dopo e sì, 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 e ho letto sopra che ci sono altri indirizzi. Sì, non ero, non avevo mai usato un'email in vita mia, quindi non ero avvezza a queste cosine. Strada facendo, ma non l'ho scoperto adesso, l'ho scoperto nel fine 2023, quando ho imparato a usare l'email anche con altre persone, mi sono resa conto, sono andata a controllare effettivamente. No, non l'aveva inviata solo a me. No, Zaira, ti posso assicurare che no. Purtroppo è un'email, diciamo, semi-privata. Penso che l'avessimo ricevuta a dirti tanto, ma almeno 6-7 persone sono sicura. Questo te lo do per certo. Poi gli altri io non lo so. Poi sinceramente io non so se queste... Allora, io parlo per me, io non l'ho divulgata perché ribadisco, non avrei neanche il coraggio, ma non so se le altre persone hanno fatto altrettanto. Questo, io non posso mettere la mano sul fuoco su altre persone, questo è il problema. Purtroppo è quello. Mm. Trieste è bellissimo. Sì, Dolcetto, ci sono stata, Dolcetto Rossetto, bello questo nome. Ci sono stata parecchie volte, sì, guarda, l'ultima volta che sono stata a Trieste sono stata a Natale, ma non per caso di Diana Resinovic, e ho pattinato sul ghiaccio sulla pista che avevano allestito vicino ai mercatini, tutto quanto, e mi sono anche divertita. E sinceramente ci ho lasciato un fottio di soldi. Ho preso il mio mercato, ho comprato tantissimo, avevo comprato il formaggio, ho fatto nascere delle botti del vino, insomma ho preso un sacco di cose buone, non solo triestine ma anche del resto d'Italia, e ci ho lasciato mezzo stipendio, ma sinceramente mi sono divertita, non mi interessa. Magari lo rifaccio anche quest'anno a Natale, se sempre tempo permettendo. Ma Ferrini sempre fissato con la GoPro o altro argomento? Il suo cavallo di battaglia è la GoPro. Ora, alcuni dicono che sia un lavoro che non serve a nulla. Lui continua a dire Non serve a che nulla perché l'omicidio, se l'omicidio avviene prima, quindi è logico che non serve a nulla. Potrebbe coprire, lui come sempre detto, lo spostamento di Sebastiano che deve andare a vedere qualcosa, a fare qualcosa, ma già come alibi, l'alibi ti deve coprire nel momento più importante della giornata, cioè quando succede quello che succede, non certo dopo. Quindi da quel punto di vista, certo che non serve a nulla. poi giustamente lui ha ammesso il suo errore, perché non so se lo sai, che ultimamente lui ha ammesso il suo errore che il Mm? 15 non è stato girato nessun video, i video sono tutti del Ah sì? 14. Ah, questo è Sì, già questo è un su passo quello, avanti. su quello l'ha ammesso, io tanto di cappello a Senzorini, l'ha ammesso tutto quanto. Però insomma doveva anche ascoltare gente che per 2 anni gli ha detto che era impossibile, e io sono una di quelle, Sì. perché io glielo dicevo, sono una di quelle, perché io avevo le celle telefoniche del giorno 15 e no, 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 però no, non è possibile. ribadisco, ho avuto anch'io i miei scontri col signor Ferrini, e li ho sempre avuti e li avrò sempre, perché comunque non la pensiamo nello stesso modo. Se poi ci mettiamo il carico da 90 di queste email, no, è una persona che a me non piace. Io lo dico pubblicamente, non mi piace, però non vado neanche a fargli, cioè non mi interessa, lui fa il suo, io faccio il mio, a me non interessa. Però ribadisco quello che ho detto prima, io 3 anni fa l'avevo avvisato, stai molto attento a chi mandi questa email perché ti si potrebbe ritorcere contro.
e siamo arrivati a casa. E come sempre ci sono finite in mezzo che non c'entravo niente. Maledetto maestro ciliegia, le sta sicuramente il maledetto divulgatore. Peccato dai. E Pippo Bega, cosa vuoi che ti dica? Boh, penso che io nelle chat vado in pappa, non ci capisco un piffero. Sì. Comunque, penso che si siano un po' divertiti tra loro, poi dopo, se hanno domande, la faranno sotto il video e si risponderà. Cioè, adesso sto leggendo. Eder, io avevo fatto una domandina, la rifaccio. Vai, Viola, rifalla. Cosa ne pensi della dottoressa del video? Ah, no, questo ti ho risposto. Era libero solo Visentin, ma cosa significa la corona? Rosso di Sera sono le prime persone che hanno cominciato a chattare. La prima persona è stata la signora Beatrice Cenci, la seconda persona è stata Dolcetto Rossetto. Sì, ma lo E farò la terza persona... dal 2020, non ti preoccupare. Cosa? Di chattare, per cui la prima persona, ma non stasera, ma parliamo del decennio. No, no, chiedi cosa sono, 1, 2, 3. Di fianco, se tu ci fai caso, di fianco a signora Beatrice Cenci che ha commentato per prima, c'è il primo, poi è entrata Dolcetto Rossetto che è la seconda e il terzo è Fulvio Terzapi, che è il terzo che ha commentato e rimangono 1, 2, 3, allora gli rimangono per tutta la Potrebbero sera. essere magari quelli che hanno messo più commenti. O più commenti o i primi a commentare. Io sapevo i primi a Mm. commentare, perché è capitato anche a me di andare in altre chat e Bisogna essere... vedere se Fulvio è tra i primi che sia entrato, perché io l'ho notato un po' Sì, dopo. sì, 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 è stato uno dei primi, sì, Sì? mi Allora, ricordo, allora sì. può essere per quello. Tanto Dirgo ha scritto la parola chiave sul canale di Dargen che ha fatto capire di cosa si tratta. Ok, Zaira, lui l'ha fatto, io non lo faccio pubblicamente, scusami, lui si prenderà, come ho detto prima, come si deve prendere le Certo. responsabilità lui, si prenderà anche le responsabilità. Diego, io non violo la privacy della signora Resinovic, Sì. perché veramente, ribadisco, di Paola non mi interessa, ma non violo la privacy né della signora Resinovic né degli altri personaggi. Richiesta di riconoscimento perché hai fatto più commenti in questa chat, sì, lo dice anche Passaggi di Stato. O Fulvio, nemmeno a me piace la panna in cucina, meno male dai, no, qua parlando di cucina. Serafina, grazie, perché mi fa così e gli applausi, grazie, ringrazio. Per me invece è lei. Cristiana Filippi, cosa intendi? Per me invece è lei. Pippo Bega sta urlando, c'è Cristiana Filippi, ciao Cristiana, sono amici. La sera Violante scrive ok, salutano tutti Cristiana, ciao ciao a tutti. Boh, non credo che ci siano altre domande, ribadisco, poi siano domande. La signora Violante ci scrive di fare più live del canale e prepareremo altre live con altri argomenti. Sono 10 e un quarto, Eder. 11 e un quarto, Eder. Che famo? Il microfono, il microfono. Sì, stavo dicendo che possiamo infatti chiudere. Stavo guardando pure messaggi WhatsApp. Abbiamo fatto alla fine 1 ora 44, quindi ok. Potremmo chiedere anche al pubblico quale tema vorrebbero trattato in futuro, Giusto. così magari... Allora, lancia il sì, sondaggio, chi è esatto. interessato, quello potrebbe essere il prossimo argomento trattato sul canale, noi ci prepariamo. Tanto Decidetelo voi. Questo mi abbiamo una piace. cultura a 360 gradi su questo caso, per cui non è un grosso problema. Posso far vedere una cosa, tesoro? Sì. E non è tutto. Io ci dormo con questo. Mamma Ragazzi, mia. io ci dormo. Lo so a memoria, ci dormo. Stampati a tue spese, no? Sì, è ovvio che lo stampaccio a mie spese, certo che lo stampaccio a mie spese, Ho sì. detto, magari gli ha stampati l'avvocato, così studiava meglio. No, stampati a mie spese.
quando ho ricevuto il tutto, li ho tutti stampati e man mano che me li stampava la mia amica che ha una cartoleria mi dava i fogli e Sì. io cominciavo a leggere. È stata esaurita tutta la carta 4 del Friuli Venezia Giulia. Sì, esagerato, sono 2600 pagine, su quante storie, ma si hanno, pensa devo stampare 25.000 pagine del caso Paganelli, del caso Mamma mia. Paganelli, lì sì, che facevo Infatti non tutta le una stampano, carta. infatti lì non si stampano. No, li ho letto sul tablet, li ho letto sul tablet. Sì, sì, infatti anche io. Bene Vabbè, ragazzi, allora, il sondaggio l'abbiamo lanciato, chiedete l'argomento, quale volete che sarà il prossimo sì, anche nei argomento. commenti di questo video, che ovviamente resterà, anche nei commenti potete suggerire il tema Ok. della prossima Aspettiamo i vostri diretta. suggerimenti e ci prepariamo ovviamente per la live, perché comunque bisogna prepararsi e Sì, poi decideremo di farsi, ma tanto adesso ci va va verso bene. l'inverno, la sera si sta a casa, sempre Sì, che sì, passa adesso sì. questo caldo, perché ci giochiamo a Eder con il caldo in Sicilia, mi sa. Sì, perché qui è previsto un peggioramento di altri 5 gradi, però Stai io mi sposto, quindi scherzando? vado a cercare il caldo un po' in tutte le regioni, non solo in Sicilia. Vai al fresco, che è il caldo, vieni in montagna in Valtellina, vai in montagna in Valtellina che la conosci. Vado spesso a Livigno, no? Per ora Lì è fresco. sarebbe questo il modo giusto per andare. Infatti. Ok, vabbè, abbiamo fatto tutto, detto tutto. Sì, ma passa da Udine a prendermi che vengo anch'io a farmi un giro a Livigno. Dovrei Abbiamo allungare un po' recuperato. troppo, diciamo. Vabbè, da Bologna dovrei tagliare a destra così arrivo subito e poi torno indietro. Sì, sono dettagli, no? Sono quei Sì, 400 vabbè, infatti. km in più che devi fare, 400-500 che devi fare. No, Sì, scherzando. sì, infatti. Boh, ragazzi, buonanotte a tutti, grazie per la Ok, compagnia, a grazie per le risentirci a varie presto alla ricette prossima diretta. e vi aspettiamo alla prossima diretta e decidete voi, in base a quello che decidete noi faremo. Siamo nelle vostre mani. Ok, Notte a tutti. ciao ciao.